Forte anche l'applauso di Costolini che ci ha voluti a chiudere questa festa. Nonostante sia tardi, vi teniamo compagnia ancora un po', non ci dilunghiamo tantissimo, perché comunque l'ora è quella che è, ma sembra che non siate particolarmente preoccupati. Ancora una storia da raccontare, quella di oggi. Sempre comunque per il Ferro sarà una bellissima, unica storia da raccontare. E ne racconteremo.